Stalking ad alta quota a Napoli. Un 28enne è stato arrestato dopo aver utilizzato un drone per spiare la sua ex compagna. L'episodio è avvenuto nel quartiere San Giovanni a Teduccio, dove l'uomo ha fatto decollare il velivolo tentando di posizionarlo davanti al balcone della donna. Il piano però è fallito. Il drone ha perso il controllo ed è finito contro la finestra dell'abitazione. La vittima, già al telefono con il 112, ha recuperato il dispositivo e lo ha consegnato ai carabinieri. I militari hanno sequestrato il drone e visionato le immagini registrate. Nei video, in alta definizione, è apparso lo stesso 28enne mentre prepara il decollo, riconoscibile in primo piano. Rintracciato nella sua abitazione, è stato arrestato in flagranza differita per atti persecutori. L'uomo si trova ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.